All'ospedale Magalini di Villafranca intanto medici e infermieri hanno ricevuto l'abbraccio degli imprenditori locali. Ristoranti, pasticcerie e aziende hanno donato le specialità locali a chi lavora tutti i giorni per salvarci dal virus. Davide Piriocos. 330 pacchi dono ricchi dei sapori locali è l'omaggio ai lavoratori dell'ospedale di Villafranca impegnati nella lotta al Covid da parte delle aziende della zona, ristoratori, pasticceri, consorzio dei vini, broccoletto, cioccolato e formaggi. L'iniziativa è nata per volontà e per senso di solidarietà degli amici che occupano i settori agroalimentari del nostro territorio e dal grande senso di solidarietà che hanno tutti questi imprenditori. È stata un'iniziativa nata a tavola, ci siamo detti cosa possiamo fare. È una piccola cosa, ma vuole essere un qualcosa veramente fatto dal profondo del cuore per dare magari un momento di tranquillità a chi sta veramente lavorando sopra. La USL 9 Scaligera intanto porta avanti il piano vaccinazioni che procede regolare a partire dai medici e personale di ospedali ed RSA. Per ora si distribuiscono 5.750 dosi a settimana. Noi abbiamo già cominciato, qui a San Bonifacio, anche a Legnago, in questi due ospedali sta proseguendo anche oggi, anche domani, qui riprenderemo mercoledì e riusciamo a fare credo tutti gli operatori sanitari ospedalieri sicuramente in questa prima tornata. A febbraio, fa sapere la USL, si comincerà a vaccinare gli anziani. Non occorre telefonare, sarà la USL stessa a contattare chi è in lista.